Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Abbiamo un sacco di notizie relative anche a personaggi famosi, ma quelle arriveranno più avanti. Intanto cominciamo subito. Igor Visentin, sindaco di Pramaggiore, è stato eletto presidente della conferenza dei sindaci del Veneto orientale. La massima carica pramaggiorense succede a Luigino Moro, primo cittadino di Sastino di Livenza. Le liste che appoggiano il sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, ci hanno mandato una lettera rivolta a tutti i cittadini. Chiediamo, si legge, ai cittadini di essere presenti alla prima seduta del Consiglio Comunale del 13 di luglio e far sentire il valore del voto. Oggi Portogruaro ha un sindaco votato dalla stragrande maggioranza della gente, il 52,45%, e un Consiglio Comunale con una maggioranza di consiglieri del centrodestra. Abbiamo voluto dire chiaramente ai cittadini quello che è successo inviando una lettera a tutti. Ora chiediamo una partecipazione attiva perché il Consiglio Comunale con responsabilità senta ciò che i cittadini vogliono. Banalizzare la situazione, come sta facendo Tabor e la sua coalizione, sono sempre le liste di centro-sinistra che scrivono, è un atto irresponsabile e non rispettoso della città. Le categorie economiche e le varie associazioni che ci contattano in questi giorni sono giustamente preoccupate perché sanno che un commissario non solo non potrà in alcun modo fare scelte strategiche per la città, ma non gestirà neppure le piccole cose con l'attenzione di chi ha rapporti costanti con la gente. Non si tratta di 8 mesi di sola inattività, ma di 8 mesi in cui i cittadini non saranno coinvolti. È assurdo chiedere esempi su eventuali ricadute negative che un commissario potrebbe dunque avere a Portogruaro. Non crediamo sia giusto che i cittadini non possano essere padroni in casa propria. Dove è finita la città Volpe, quella che deve cogliere l'opportunità del programma di Tabaro? Una lettera dunque molto sentita, ma d'altronde democrazia, cantava Gaber, è anche partecipazione. Ci trasferiamo ora a Pramaggiore perché c'è una polemica in corso riguardante la mostra dei vini. Sentiamo il consigliere regionale della Lega Nord, Daniele Stival. Io ho detto che se c'è l'esigenza di chiudere un qualcosa che non funziona bisogna avere il coraggio di chiuderlo. A suo tempo la Regione del Veneto aveva dato la possibilità alla provincia di Venezia con l'allora assessore Scaboro di fare questa scelta. Se la mostra non funzionava di chiuderla, la provincia ha ritenuto opportuno mantenerla e quindi noi siamo stati a quelle che sono state anche le indicazioni della provincia di Venezia. Se in futuro e gli operatori per primi non ci credono, la politica non ci crede, la struttura non funziona, noi siamo pronti anche a chiuderla qualora fosse necessario. Se invece c'è la volontà di andare avanti, si va avanti. Ci sarà qualche incontro con il presidente Luciano Moretto per risolvere questa situazione oppure no? Ma senz'altro lì bisogna fare chiarezza perché era stata istituita Venezia Wine Forum a gestire quel palazzo insieme alla nuova Pramaggiore SRL, quindi sono vari contenitori che adesso dipendono dalla provincia e con il nuovo presidente ci confronteremo sia con la Zaccariotto che con Moretto perché ovviamente c'è un interlocutore unico, non possono esserci vari interlocutori, oppure c'è qualcosa che non funziona. Se c'è qualcosa che non funziona o lo rimediamo o lo facciamo o lo mettiamo a tacere. Insomma ci vogliono, come dice la politica, scelte serie e capaci. Noi siamo in grado di farle senza nessun tipo di problema, condivise però, affinché non ci siano strumentalizzazioni e basta. Adesso parliamo della manifestazione rinviata per il maltempo la scorsa settimana a Portogruaro, ovvero di Ruota in Ruota. È stata già fissata la data del recupero per il 4 luglio, il servizio. Parliamo di questa nobile iniziativa di Ruota in Ruota che si doveva svolgere, a dire il vero, sabato scorso, ma i rischi legati al maltempo chiaramente hanno costretto gli organizzatori a rinviare di una settimana. Di Ruota in Ruota si svolgerà il 4 luglio, abbiamo invitato Claudio Boschin della Sagitta Bike per parlare di questo importante avvenimento. Innanzitutto, dove vi ritrovate e a che ora? Noi ci ritroveremo alle ore 18, la partenza è alle ore 19, siamo arrivati alla sesta edizione. Lo scopo della pedalata è quello di coniugare il divertimento, quindi la bicicletta, e la beneficenza. In queste 6 edizioni noi abbiamo devoluto più di 120.000 euro, comprando autovetture, devolendo cucine. Quest'anno a quali associazioni avete consegnato i soldi e tutte queste infrastrutture, chiamiamole così? Allora, negli ultimi 2 anni abbiamo donato l'autovettura all'associazione In Famiglia per il trasporto di malati oncologici, alla Care and Share la cucina in
in India dove ospitano oltre 600 bambini abbandonati, e quest'anno compriamo un nuovo pulmino agli amici dell'Associazione Buona Strada. In collaborazione comunque abbiamo ritenuto di aiutare anche gli Amici del Cuore di Portogruaro che sostengono la diffusione delle problematiche delle patologie cardiovascolari. Quindi è possibile che di ruota in ruota possa donare anche qualche defibrillatore in futuro? Assolutamente sì, nel senso che noi contribuiremo economicamente e quindi anche l'Associazione Amici del Cuore provvederà a questo. Naturalmente il nostro primo obiettivo è l'Associazione Buona Strada di Cinto Caomaggiore, dove ha stretto necessario di questo pulmino e quindi ci servono più di 30.000 euro. Siamo quasi arrivati all'obiettivo, siate numerosi il 4 aprile alle ore 18 con partenza alle 19. Il 4 luglio, come la festa americana. Esattamente.